Buongiorno navigatori accesi. Proviamo a fare una comparazione con una città, con una cittadina tedesca che ha delle similitudini importanti con Acireale. Intanto ha 49.000 abitanti, più o meno quelli di Acireale, c'ha un centro storico importante che è anche patrimonio dell'UNESCO, c'ha un'importante basilica, c'ha una diocesi cattolica e inoltre ha anche un carnevale, e quindi abbiamo visto che ci sono tanti punti in comune con Acireale. Solo che Spire ha 12 musei, un Sea Life, un museo storico, un museo della tecnica, il Gas Kulturf, poi c'ha la Pullman Home, la Feuerbach House, la Sophie von La Roche, la Casa degli Artisti, il Museo Archeologico, il Museo Spire e anche il Museo del Carnevale. Ma insieme a questo abbiamo cercato di capire, di valutare, di studiare cosa sono i servizi che il comune, cioè l'amministrazione pubblica, offre ai cittadini, a questi cittadini dei Spire. I servizi ai cittadini sono intanto il permesso di parcheggio per le persone disabili, poi gli affitti, indica un indice degli affitti per cui individua la pigione corretta che deve essere fatta pagare, e poi le case popolari, la Bambinopoli, si occupa di rilasciare passaporti, dare informazioni su tanti documenti, c'è il registro dell'auto, c'è un ufficio per la perdita dei documenti e rilasciano anche la patente di guida. Nella fattispecie danno come servizio alle donne in congedo, il ritorno al lavoro, il lavoro a tempo parziale, il conflitto, la separazione, il divorzio, la violenza domestica, le molestie sessuali sul posto di lavoro. Per i bambini c'è un centro assistenza per i bambini, diversi asili nido, consulenza di mediazione, formazione e concessione di cure, gruppo di lavoro, campi di gioco, le camere cerchio gioco, aree di gioco e un comitato di servizio giovani che indica ogni anno un cinema per ragazzi. Inoltre c'è un ufficio adatto per i bambini e i giovani, e inoltre ogni anno tengono una conferenza sulla rete di protezione dell'infanzia e la salute dei bambini. Ed ancora per gli anziani c'è un ufficio di presenza, un ufficio per le vacanze degli anziani, un Dillo Café, che è un caffè dove si discute, una seduta, diverse sedute di danza, sale di lettura e diversi workshop. E inoltre il centro è completamente isola pedonale ed è fruibile solo o a piedi o in bicicletta. Questi sono dati veloce, sommari della cittadina di Spire, è una città tedesca della Renania, quindi tutti possono informarsi e valutare. Noi abbiamo voluto compararla con Acireale per tanti requisiti che hanno in comune, ma per l'estrema differenza di indice di vivibilità. Buona giornata, navigatori accesi.